Lodiamo al Signore. Per questa mattina di preghiera, di digiuno. Gloria a Dio. Ringraziamo Dio per questa mattina di digiuno, di preghiera. E ringraziamo anche per una liberazione che il Signore ha operato stamattina. Pastore Vito era sulla strada che veniva qua e si è rotta la ruota e una parte dove si mette la ruota, come si chiama? Quello ferro, quel disco, si è rotto e dovrebbe essere un grosso incidente, ma il Signore ha liberato e grazie a Dio non è successo niente con loro, la macchina sì, ma con loro, grazie a Dio, non è successo niente. Adesso stanno andando a Rovigo con la macchina, con carro attrezzi e probabilmente di là o vengono qua con il treno o tornano là a casa. Ma ringraziamo Dio per questa liberazione. Amen. E ringraziamo anche per i fratelli che sono stati battezzati ieri a Verona, Legnago. Quindi ringraziamo il Signore per la vita delle due sorelle, la Lee e la sorella Elisa, che sono state battezzate ieri, e preghiamo che il Signore continui a benedire il suo popolo, la sua opera. Amen. Padre Santo, nel nome di Gesù veniamo a te stamattina. Vogliamo ringraziarti di questa opportunità, del privilegio che ci dai di poter qui, Signore, lodare il tuo nome, di servirti. Grazie, Signore, per questo giorno che iniziamo nella tua presenza insieme, e grazie perché nonostante la nostra debolezza, i nostri limiti, tu ci sei. Vediamo, Signore, che per più sicuro che a volte ci troviamo, vediamo che ci sono anche cose che escono dal controllo, ma tu rimani al controllo di ogni cosa, Signore. Grazie per questa liberazione che hai dato al pastore Vito, insieme ai fratelli che sono con lui. Ti prego, Signore, di guidarlo. Ti prego, Signore, di essere con lui in quel momento, anche lì, per risolvere le cose. Nel nome di Gesù, Padre. Ti prego per i miei fratelli che sono qui, per la leadership della missione di Firenze Centro, Firenze Scandicci, per la leadership di ogni base missionaria. Continua con noi, Signore, ricevi questa
mattina di digiuno e preghiera come sacrificio piacevole a te, Signore. Che piaccia a te, Signore, questa mattina, questo sacrificio, che sia gradevole a te. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego, guidaci in tutto, parla con noi. In nome di Gesù. Amen. Lodiamo al Signore, fratelli, ancora. 495, accomodatevi. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore. Mensa preparata, il capo unto, coppa traboccante, ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Gesù Cristo salva, sana e battezza, con suo Santo Spirito e ritornerà. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Ecco questa è vita, vita con Gesù, vita sempiterna, vita di lassù. Amen. Lodiamo ancora. Centocinque. Alleluia. Stabili son le promesse, meno jamais verrà. Per noi Gesù l'acquistate, tutte s'avvererà. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta s'adempirà. 505. Seguendo l'orme di Abramo, per fe guardiamo il cielo. Ogni promessa è una stella che brilla nel Vangelo. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta s'adempirà. Fida in Gesù nella notte, il sole sorgerà. Nello splendore del mattino l'ombra scomparirà. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta s'adempirà. Fida in Gesù nella lotta, la fede non ha timor, e nel fornel della prova vicino avrà il suo amor.
terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta s'adempirà. Fida in Gesù sei deluso, da tutti sei qua giù. Fedel Gesù sarà sempre, finché sarai lassù. Terra e ciel passeranno, monti scompariranno, ma di Dio la parola tutta s'adempirà. Amen. Mettiamoci in piedi, fratelli, e facciamo ancora le preghiere. Preghiamo per questo mese, per il programma di questo mese, di ogni chiesa. Nelle basi missionarie c'è un programma. Noi abbiamo nel settore tutto un programma sia per ogni base, sia un programma per tutto il settore. Noi abbiamo il 14 di questo mese la veglia di preghiera tutta la notte, dalle 10 alle 5 del mattino. Noi avremo la serata gastronomica, che sarà il sabato 22, se non mi sbaglio. E noi avremo, sì, 22, e noi abbiamo anche una evangelizzazione, un picnic evangelistico a Villa Vogel, che sarà il giorno 27 agosto. Quindi preghiamo per queste attività in specifico, dove noi ci muoveremo nello spirituale, e anche le riunioni in ogni casa. C'è un culto domestico in ogni casa questi giovedì e sabato 8. Quindi preghiamo per ogni famiglia che riceverà il culto domestico, che il Signore possa rinforzarli nel nome di Gesù. Amen. Glória a Dio. Vorrei invitare la sorella Paola per fare questa preghiera. Sì, Signore. Ti ringraziamo, Gesù.
Accomodatevi, sentiamo la sorella Nemesis che ci porterà una riflessione stamattina. Pace a tutti, è una benedizione essere qui, amen. Possiamo leggere il Salmo 118. Salmos 118, versetto 16. Versetto 15. Amén, dice la parola. Y yo leo en español. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Lasciamo lì. Gloria a Dio. Sono un paio di giorni pensando in questo che ho letto in questo salmo. Dio ci manda, fratelli, a, come dire, a riconoscere che cosa è la destra di Jehová. Nella antigua epoca, nel tempo degli ebrei, la destra voleva dire quello forte. La destra era il figlio più grande, il che era la destra era quello che magari eredava tutto quello che aveva il padre. Nel caso di Abramo, un giorno le ha chiesto al Signore e ha detto: Signore, io devo lasciare tutto al mio servo, perché lui non aveva figli ancora. Stava dicendo che il servo era quello che era la sua destra. E questo ci ha avanzato tanto fino ad oggi che noi possiamo dire: ah, questa è la mia mano destra. Io ho ascoltato tante volte questo. Ma qui parla di la destra di Jehová. Chi è la destra di Jehová? Noi dobbiamo riconoscere che la destra di Jehová dice che hace proezas, meraviglie, quello che fa, che dà coraggio al debole, che fa valente a quello che non c'è forza. Gesù Cristo è la destra di Jehová. Gesù Cristo è la destra di tante queste proezze, di tutte queste meraviglie. E dice la parola quando Esteban è stato lapidato, che ha visto il cielo aperto e alla destra era il figlio. La destra. Quando questo salmo dice la destra, sta riferendosi a Gesù. Cosa voglio dire con questo? È che noi dobbiamo riconoscere chi è alla destra di noi. Nel libro di Isaia dice che lui ha tutto nella sua mano destra, tutta la nostra vita, tutta la nostra situazione, tutto nella sua mano destra, tutto va in base al suo controllo. Questa destra che fa proezze, che fa meraviglie, non era solo per quel tempo. Dobbiamo prendere questa parola per noi. Quando siamo in un momento magari di disanimo, che non possiamo, che questo corpo non vuole, perché sono giorni così, che dice la parola che lo spirito è pronto, ma questa carne è debole. Dobbiamo riconoscere chi è alla destra. Che Gesù è quello che porta tutto questo desanimo, lo porta via. Tutta questa debolezza noi dobbiamo dichiarare, fratelli, quando siamo deboli,
perché io penso che possiamo avere una vita di preghiera e tutto, però la debolezza arriva, perché è così, dice la parola che il nemico è come un leone ruggiente che sta cercando di divorare. Lui è con le saette nel giorno e pestilenza nella notte. Con questo pensiero, perché io penso che la lotta più grande è la nostra mente. E noi dobbiamo mettere questa mente al nostro dominio, perché anche il dominio proprio è un frutto dello Spirito. Dobbiamo citare questa parola, la destra di Jehová. Gesù Cristo mi fa forte. Io sento questo, però io sono forte. Lui hace meraviglie nella mia vita. Io non sono quello che sono debole, ma in Lui so che sono forte. Ma in Lui io so che non morirò. Io so che questa prova finirà. Io so che questo è temporale. Non morirò, dice la parola, sino che viviré e raccontaré. Cosa vuol dire? E testificaré. E entrerò per la porta della sua casa con azione di grazia, di gratitudine. E raccontaré la opera che ha fatto in me. Tutto quello che ci indebolisce oggi, tutto quello che è un desanimo, tutto quello che è un disturbo, un giorno sarà un testimonio forte. Un giorno sarà un testimonio che servirà anche per rinforzare altri. E nessuna cosa che passa nella nostra vita è una casualità. Dio ci mette un deserto a ognuno di noi per prepararci per essere di benedizione a un altro che arriverà. Perché non è lo stesso dire Dio ti può guarire che dire a me mi ha guarito il Signore, io so che a te sarà lo stesso. Non è lo stesso dire con una testimonianza perché tu ce l'hai un'autorità. Perché? Perché tu hai assaggiato quella vittoria anche nella tua vita. E è per questo che Dio ci prepara a ognuno di noi in diverse aree della nostra vita. Perché in diverse aree della nostra vita così sarà la nostra testimonianza di benedizione per gli altri. E è questo che io volevo compartire, che la destra di Jehová è sublime, il suo amore è grande. Gesù Cristo, tanto che ha dato la sua vita per noi. E proprio questo giorno si fa il ricordatorio di quella grande vittoria che abbiamo avuto in quella croce. La vittoria più grande, la lotta più grande, la guerra più grande che si ha librato in questo mondo è stato in quella croce. E è stato fatto quando Lui ha detto consumato è. Il suo amore è così grande che lo ha fatto, non perché era forte. In quel momento la parola dice che lui sentiva quella pressione, era il nostro peccato lì. Tanto che le lacrime e il sudore erano gocce di sangue, la pressione del peccato di ognuno di noi. E lui lo ha fatto perché? Perché è sublime, perché è grande in amore. E noi dobbiamo dire, Signore, io sono tuo figlio, io sono tua figlia. Fammi sentire anche un pochettino di questo amore. Perché come figli, fratelli, dobbiamo di avere un segno speciale di Dio nella nostra vita. Io penso che così come i miei bambini sono uguali a me, tutte e due uguali a me, così voglio avere un poco di Dio nella mia vita. Signore, che io possa essere come te. Dobbiamo pensare, Signore, la eredità, il segno in me, che possa avere qualcosa di te. Perché così diamo la testimonianza che Dio è il nostro Padre e ha fatto una trasformazione nella nostra vita. Dice la parola che in questo si vedranno che sono i miei discepoli, che si amano, che c'è amore uno tra gli altri.
amore per questo mondo, amore per quello che non conosce. Perché Dio, la destra, Gesù è sublime, noi dobbiamo imparare anche a essere come Lui. Amen. Pace a tutti. Gloria a Dio. Fratelli, mettiamoci in piedi e ringraziamo Dio per questa mattina di digiuno, pregando già per il culto che sarà svolto stamattina anche non solo qui, ma qui a Pisa, a Scandici, a Montiscerboli, a Belluno, a Legnago. Preghiamo per la base a Agordo. Noi abbiamo una stazione missionaria a Agordo, che c'è la famiglia di Jonathan con la moglie che stanno assistendo quella città, e preghiamo perché il Signore possa benedire anche lì. E tutti questi culti domestici che saranno, la mia preghiera è che Gesù entri in ogni casa e dimori in ogni casa. Non sia una visita, ma sia proprio un trasferimento che loro possano avere e trovare posto, che Lui possa trovare posto in ogni casa, e che possiamo nel nome di Gesù vincere ogni difficoltà, che non vediamo né vento né pioggia, perché la Bibbia dice che chi guarda il vento e le nuvole né semina né raccoglie né miete. Bisogna guardare Gesù, e nel suo nome, la destra del Padre è Lui, è nel suo nome che opereremo. Lui ha detto: nel mio nome farete prodigi, segni e meraviglie. Che noi oggi possiamo possedere Firenze per Cristo, che noi possiamo possedere Scandici per Cristo, che noi possiamo possedere Italia per Cristo. Amen? Nel nome di Gesù. Vorrei invitare il nostro diacono Remo per fare questa preghiera, ringraziando Dio per questa opportunità e anche consegnando questo digiuno al Signore. Vieni qua. Pace a tutti. Che ognuno di noi possa pregare come viene meglio. Sappiamo che noi fisicamente dobbiamo lavorare tanto per l'opera del Signore, però soprattutto dobbiamo concentrarci nella parte spirituale, che è quella più potente, perché la carne cede sempre, ma lo spirito rimane sempre forte. E se noi siamo oggi qua e siamo in piedi, è perché abbiamo un spirito forte, che è quello che noi abbiamo veramente bisogno. Grazie Signore per questa mattinata, grazie Signore perché te ci hai riunito qua, e come sappiamo oggi saremo tutti riuniti nel tuo nome, diversi orari, ma con un spirito unico, che vanno tutti a portare, Signore, dalla tua bontà. Che sia te, Signore, a guidare tutto quello che facciamo, che ogni base missionaria possa, Signore, connettare con lo Spirito Santo a te. Che sia solo te, Signore, l'unico che vogliamo, Signore, che stia nella nostra vita. Che ogni membro e ogni persona che non ha cercato ancora da te abbia l'opportunità oggi di capire e di consegnare a te tutti i problemi che possano avere, tutte cose che possano perturbare la mente, Signore, che Satana non abbia motivo di essere nella nostra vita, però rappresentato da te, Signore, protetto da te, sappiamo che te sei l'unico che ci guiderai, che te sei l'unico che farai parte della nostra vita, che te sei l'unico che possa riempire le nostre agende, Signore, perché con te noi contiamo. Che la tua bontà, la tua pace, Signore, che te ci dai, che te ci porti avanti per sempre, possa, Signore, riempire il nostro cuore di quello che noi abbiamo bisogno.
che sia solo te, Signore, a consegnare nella nostra mente e nel nostro corpo la forza spirituale per continuare a realizzare, Signore, per quello che te ci hai mandato qua. Sappiamo che te ci hai mandato e ti hai comandato di fare questo, per questo noi fiduciosamente, confiando in te, Signore, e mettendo tutta la nostra forza fisica e spirituale che sempre viene da te, possiamo continuare, Signore, e che ogni membro della nostra base, di tutte le chiese che stanno cercando da te, Signore, possano avere la certezza di che un giorno noi saremo tutti insieme, ma questo possiamo realizzare solo e soltanto con il tuo Spirito Santo e tramite la tua forza e la tua bontà, che per quello ci hai scelto, e noi siamo qua, Signore, disposti a seguirti per sempre finché noi in questa terra siamo, o finché tu regressi per prenderci tutti noi. Che ogni membro possa essere fiducioso, Signore, che possa essere contento di rappresentare te al di là delle difficoltà che possiamo trovare. Queste sono cose che passano. Queste sono cose che passano sempre, però il tuo nome e la tua bontà, la tua gloria rimarrà per sempre. Nel nome poderoso di Cristo Gesù. Amen. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione di